Ingegner Mauro Rossato, ben ritrovato, Presidente dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro di Vega. Grazie di essere qui con noi. Purtroppo ci ritroviamo a discutere sempre più o meno degli stessi numeri. In Veneto abbiamo avuto 104 morti sul lavoro, un numero ben superiore a quello registrato nei primi 11 mesi del 2024. Abbiamo avuto un incremento di oltre il 40%. Si può spiegare nella realtà imprenditoriale che abbiamo in Veneto. Abbiamo moltissime piccole imprese, microimprese, che tendenzialmente fanno fatica a sopportare lo stress lavorativo che si è avuto nel 2025 in Veneto, che da un punto di vista economico è stata una cosa buona. C'è stato un incremento del trasporto su gomma, c'è stato un incremento dei cantieri edili, ma soprattutto c'è stato un incremento dei piccoli cantieri edili che iniziano e finiscono presto, iniziano in tempi brevi, quindi c'è poca pianificazione della sicurezza nel cantiere, durano poco, quindi sono più difficili da sorvegliare, facciamo fatica a recepire in tempi veloci certi adempimenti legislativi. Se parliamo dell'accordo Stato-Regioni, per esempio, che riguarda la formazione dei lavoratori, elemento molto importante per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la sua entrata in vigore è prevista per maggio 2026, quindi non è ancora entrato in vigore definitivamente. Ci aspettiamo un miglioramento, stiamo vedendo un miglioramento anche delle attività formative che vengono svolte in Italia, ma come dicevo poi il Veneto, con la realtà imprenditoriale di piccole dimensioni che ha, fa più fatica ad adeguarsi in tempi corretti a queste nuove normative. Quindi piccola azienda è bella sotto certi profili, l'elasticità, la versatilità eccetera, sotto altri però è penalizzante sia per le retribuzioni che anche per una questione di sicurezza applicate sul lavoro. La velocità di adeguarsi a certe opportunità economiche, il nostro tessuto imprenditoriale è molto agevolato proprio per le dimensioni. Dall'altro però non si adegua in tempi ragionevolmente contenuti anche alle necessità che ci sono di sicurezza. Ma secondo lei è una questione organizzativa o anche di cultura? Perché al di là di tutto anche nel piccolo è più facile gestire l'organizzazione. Nello specifico nelle realtà piccole solitamente non c'è un'organizzazione interna per gestire la sicurezza, conoscenze interne specifiche. Molto spesso i datori di lavoro poi hanno altre priorità e non quelle della sicurezza. Visto che voi vi occupate tra l'altro come Vega Formazione di formazione anche, lei diceva che c'è una normativa che si è evoluta, che coinvolge anche i datori di lavoro adesso, no? È stato introdotto un obbligo formativo a carico di tutti i datori di lavoro che non c'era prima, e il termine per adempiere non è ancora scaduto, ma comunque molte realtà si sono già mosse, soprattutto in ambito cantieristico e dell'edilizia. Come si concretizzerebbe questo nuovo obbligo formativo per chi non ne fosse a conoscenza? Sì, sostanzialmente c'è un corso obbligatorio da fare per tutti i datori di lavoro, oltre ai corsi che sono già previsti dalla normativa vigente per tutte le varie figure che operano all'interno di un'azienda. In modo che siano a conoscenza di che cosa bisogna poi attuare all'interno dell'azienda, quindi esatto, proprio riservato per questo. Esatto. Alcuni imprenditori che vedo interpellare tempo addietro quando sono alla ricerca di persone in urgenza, perché succede sempre questo, poi ti dicono non ho tempo di formarlo, verrà il momento, ma adesso bisogna lavorare. Le nuove norme prevedono che il lavoratore vada formato prima dell'inizio dell'attività lavorativa o contestualmente, prima comunque di operare all'interno dell'attività produttiva e quindi di rischiare. E anche questo è un obbligo che c'era già in realtà, adesso è stato chiarito definitivamente e le aziende stanno adeguandosi un po' alla volta. Come dicevo prima, strutture più organizzate, quindi più importanti da un punto di vista dimensionale, sono organizzate meglio, strutture più piccole spesso si riferiscono a professionisti esterni e ci sono dei tempi di adeguamento un po' più lunghi. Sicuramente la formazione è una misura di prevenzione, quindi è una di quelle misure da mettere in campo per evitare che si verifichi l'evento, quindi l'evento infortunistico. La formazione deve essere adeguata, deve essere fatta su misura in base al tipo di attività lavorativa della persona. È anche importante che tutti i datori di lavoro adempiano correttamente, perché altrimenti si crea anche una disfunzione a livello di concorrenza, no? Perché chi si adegua comunque sostiene dei costi, perché comunque la sicurezza costa a livello complessivo. Fare sicurezza comunque porta a un risparmio anche da un punto di vista economico.
Però sulle spalle dell'imprenditore singolo pesa naturalmente fare sicurezza. Un altro aspetto è quello dei controlli. I controlli ci devono essere proprio per fare in modo che certe aziende che non si adeguano, che fanno anche concorrenza sleale nei confronti delle altre, si adeguino e rispettino le norme di sicurezza. Cosa si sente di dire, occupandosi non solo del rilevamento dati, ma anche di tutto quello che riguarda l'apparato formativo? Allora, se dovessi guardare i dati sarei pessimista, la situazione non cambia e non riusciamo a farla cambiare. Se guardo invece l'attuale panorama legislativo come è stato imbastito nell'ultimo periodo, direi che sarei ottimista. Naturalmente ci vuole impegno per concretizzare queste disposizioni legislative e attuarle.